Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue di casa. Siete contenti di stare qui a lodare il nostro Signore oggi? Sì? Bene, io vorrei condividere con voi un po' della storia del re Salomone e raccontare l'inizio del suo tragitto come re di un popolo. Il re Salomone è stato considerato l'uomo più saggio della terra. Perché? Perché in una certa situazione della sua vita, dove doveva condurre il popolo, Dio gli chiese cosa lui voleva e lui ha detto che voleva saggezza. Lui poteva avere qualsiasi altra cosa, siete d'accordo? Poteva avere ricchezze, beni, materiali, donne, tutto quanto. Però lui ha chiesto a Dio saggezza e Dio gliel'ha dato, perché ha visto il suo cuore che era umile, disposto e disponibile per condurre quel popolo. E visto che il re Salomone è stato l'uomo più saggio della terra, nel Proverbi 4:23 dice così, lui ci consiglia dicendo: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Cioè, proteggere il nostro cuore. In questo testo la parola cuore non vuol dire il cuore fisiologico che pompa sangue, ma il cuore che è la porta delle nostre emozioni. E come la colpa, come la rabbia, come la gioia, come l'amore, noi dobbiamo sapere amministrare le nostre emozioni in Dio, perché Lui ci dà la capacità di fare questo. Come Salomone in certi momenti per condurre quel popolo ha dovuto avere saggezza, Dio gliel'ha dato, come abbiamo detto prima, però doveva lavorare questa saggezza, doveva amministrare quel popolo. E nella nostra vita ci sono certe situazioni che magari, non lo so, magari tu chiedi a Dio, stai chiedendo a Dio pazienza. Lui ti darà la pazienza, però ti metterai in situazioni dove dovrai lavorare questa pazienza per vincerla, per vincere la pazienza. Quindi Dio ci mette in situazioni per questo. Lui ci prova. E che possiamo questa sera aprire i nostri cuori a Dio, aprire le nostre emozioni e chiedere a Dio che Lui riempia il nostro cuore con tutto il suo amore, con tutta la sua gioia, perché così Lui ci capacita a vincere le situazioni difficili della nostra vita. Vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi e chiudere gli occhi, perché così possiamo pregare. Grazie Padre per questa sera, grazie perché Tu sei reale nelle nostre vite, Padre. Ti ringraziamo, Signore, per questa giornata e ti chiediamo, Signore, che il Tuo Spirito sia in mezzo a noi, Padre. Tu sei benvenuto in questo luogo. Nel nome di Gesù, Padre, che in ogni situazione della nostra vita noi possiamo essere disposti, disponibili e con il nostro cuore totalmente aperto, Padre, per ricevere quello che Tu ci dai, oh Padre. Nel nome di Gesù, Signore, che il Signore possa benedire ogni persona qui e che noi possiamo, Padre, in ogni situazione consegnarla a Te, oh Padre. Nel nome di Gesù, Signore, che Ti chiediamo. Amen. Amen. Lodiamo il Signore. Amen. Amen. Buonasera. Liziane ha appena detto di aprire il nostro cuore, aprire il nostro cuore al Signore. Ecco perché cantiamo all'inizio. Questo è il proposito, questo è l'obiettivo di iniziare lodando e adorando al Signore, perché dopo sentiremo, ascolteremo la parola e così ci prepariamo per quello che Dio farà questa sera. Amen? Amen. Cantiamo, non vedo nessuna persona perché è molto buio, ma cantiamo Regna in me. Sopra il mondo intero
terra, sei l'eccelso Dio, regna sopra il cielo, con i monti e mari, il desiderio mio è che credo a te e che tu regni in me, oh regna in me, con il tuo potere, quando ho timore, tu sei qui con me, tu sei Signore, i desideri miei, ti prego regna in me, Signore. Dall'inizio cantiamo sopra il mondo intero. Vai! Sopra il mondo intero, sei l'eccelso Dio, regni sopra il cielo, suoni monte e mare, il desiderio mio è che credo a te, che tu regni, oh regna in me, oh regna in me, con il tuo potere, quando ho timore, tu sei qui con me, tu sei Signore, i desideri miei, ti prego regna in me, Signore. I pensieri, le parole mie rifletteranno la bellezza del mio Re, vali più per me di tutto il mondo e te. Ti prego regna in me, Signore, oh regna in me, con il tuo potere, quando ho timore, tu sei qui con me, tu sei Signore, i desideri miei, ti prego regna in me, Signore, oh regna in me, con il tuo potere, quando ho timore, tu sei qui con me, tu sei Signore, dei desideri miei, ti prego regna in me, Signore, ti prego regna in me, Signore, ti prego regna in me, Signore. Amen. Alleluia, cantiamo che Lui è santo, 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 Dio potente, degno di gloria, degno di onore, solo Lui, solo il nostro Signore è degno, solo Lui è santo. Amen. Cantiamo come un bel coro, santo, santo, al Signore. Santo, 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 santo il Signore, Dio potente, degno di ogni onore, degno di ogni onore, degno di ogni gloria, di ricevere la tua gloria. All'inizio, santo, 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 santo il Signore, santo il Signore, Dio potente, degno, degno, degno di ogni onore, degno di ogni gloria, di ricevere la tua loda, loda, esalta il Signore, loda il suo nome per sempre, loda, loda, esalta il Signore, loda il suo nome
Alleluia. Gloria al Signore. Adesso faremo un canto nuovo. È così che funziona. Ogni tanto dobbiamo imparare un canto nuovo e questo è molto bello, si chiama Il mio universo. È un canto molto bello e dice: sì, il mio universo, non voglio darti solo una parte del mio tempo o dare a te un giorno solamente. Sì, il mio universo, non voglio dare le parole come gocce, ma un diluvio d'adorazione e di lode. Che bello lodare il Signore. Se non conoscete questo canto, potete sentire la prima volta, dopo cantiamo di nuovo. È molto bello e anche un'opportunità di lodare, adorare e ringraziare al nostro Dio. Amen? Sì, il mio universo, non voglio darti solo una parte del mio tempo o dare a te un giorno solamente. Sì, il mio universo, non voglio dare le parole come gocce, ma un diluvio d'adorazione e di lode. Sì, il mio universo, sì, ogni mio pensiero e desiderio. La mattina sì, il mio primo respiro e la luce nel mio cuore. Sì, il mio universo, pensiero e desiderio. La presenza tua è la mia forza. Oh Gesù, sei mio anelito. Sì, il mio universo, non voglio darti solo una parte dei miei anni, ma voglio che tu regni sul mio tempo. Sì, il mio universo, la tua volontà io voglio, la tua volontà io voglio, non la mia. Ed ogni sogno che ho dentro a te l'affido. Sì, il mio universo, sì, ogni mio pensiero e desiderio. La mattina sì, il mio primo respiro e la luce nel mio cuore. Sì, il mio universo, sì, ogni mio pensiero e desiderio. La presenza tua è la mia forza. Oh Gesù, sei il mio anelito. Sì, il mio universo, sì, il mio universo, sì, il mio universo. Amen? Bello, no? Questo canto è bellissimo. Dopo cantiamo di nuovo, prossimo sabato cantiamo di nuovo, domani cantiamo di nuovo con la Chiesa. Ma è così che dobbiamo fare, ogni tanto imparare, perché quando cantiamo e quando lodiamo al Signore, come sempre dico, è un modo anche di pregare, e fare una preghiera diversa è molto importante, ci aiuta a parlare con Dio. Amen? Adesso cantiamo Mi ama, che è anche un canto bellissimo. Egli mi ama, Lui mi ama, Gesù ti ama, Gesù ama la sua Chiesa. E adesso canteremo Mi ama, mi ama, mi ama. Alleluia. Gloria al Signore. Alleluia.
gelloso di me. Il suo amore è come un uragano, io mi arrendo al vento della sua misericordia. Poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo la sua gloria e vedo quanto meraviglioso Egli è e quanto Egli mi vuole. Oh, Egli mi ama. Cantiamo, Egli mi ama. Oh, Egli mi ama. Egli mi ama. Andiamo dall'inizio. Lui è geloso di me. Il suo amore è come un uragano. Andiamo. Lui è geloso di me, il suo amore è come un uragano, io mi arrendo al vento della sua misericordia. Poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo la sua gloria e vedo quanto meraviglioso Egli è e quanto Egli mi vuole. Oh, Egli mi ama. Egli mi ama. Oh, Egli mi ama. 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 Mi ama. Mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Alleluia, siamo Siamo la sua eredità e Lui ci premierà. il sguardo, grazia, La redenzione, la sua grazia è un oceano. stiamo affogando. Alleluia, il cielo e la terra sono una cosa. Il cielo e la terra sono una cosa sola. Il mio cuore batte veloce nel mio petto. Non ho tempo da perdere Con risentimento quando penso mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Siamo la sua eredità. Siamo la sua eredità e Lui ci premierà. Il suo sguardo di grazia porta alla Alleluia, la sua grazia. La sua grazia è un oceano. stiamo affogando. Il cielo e terra sono una cosa sola. Il cielo e la terra sono una cosa sola. Il mio cuore batte veloce nel mio petto. Non ho tempo da perdere con risentimento quando penso che Egli mi ama. Egli
Adesso faremo un momento di preghiera e dopo faremo di nuovo solo questa parte, mi ama. Ma pregheremo in questa strada dell'amore di Dio, della grazia del Signore. Sai che Gesù ti ama? Gesù ti ama. Egli è meraviglioso, Lui è meraviglioso. Preghiamo. Alleluia. Padre Santo, noi sappiamo che Tu ci ami, Signore, Tu ci vuoi vicino a Te, Signore. Noi questa notte vogliamo dedicarti, Signore, ogni parte del nostro essere, Signore. Vogliamo veramente appartenere a Te e seguire i Tuoi passi, Padre, perché ne vale veramente la pena, Signore. Ti ringrazio per ognuno che è presente qua, Signore, che Tu possa aprire il cuore, Signore, e toccare, fare la differenza nelle nostre vite, Signore, affinché ci sia un cambiamento in noi stessi, Signore, che possiamo far vedere agli altri quanto Tu, Signore, sei grande nelle nostre vite, quanto Tu ci ami, quanto Tu sei il nostro Re. Ti ringraziamo per tutto nel Tuo nome santo. Amen. Alleluia. Alleluia, Signore. Cantiamo, siamo la sua eredità e Lui ci premierà. Siamo la sua eredità e Lui ci premierà. Il suo sguardo di grazia porta alla redenzione. La sua grazia è un oceano e noi stiamo affogando. Il cielo E la terra sono una cosa solo. il mio cuore batte veloce, non ho tempo da perdere con risentimento quando penso che Egli mi ama, Egli mi ama. Alleluia, Egli mi ama. Alleluia, facciamo un applauso ringraziando il Signore. Lui è degno, Lui è meraviglioso, potente. Alleluia, gloria al Signore. Alleluia, amen. Potete accomodarvi, amen. Possiamo continuare in questo stesso spirito di lode, di adorazione, di preghiera, con il nostro cuore aperto. E adesso sentiremo la parola del Signore. Amen. Ah, ok. Non vedo praticamente nessuno, però ok. Lo Spirito Santo parlerà, vedrà i vostri volti al posto mio. Allora, oggi parleremo della rabbia, un tema un po' piccante, un po' spicy all'inglese. Io adesso vorrei farvi una piccola domanda per iniziare a parlare di questa tematica. Ho bisogno di sapere per voi che cos'è la rabbia. O per alzata di mano, oppure chiamo io, non c'è bisogno di essere timidi. Per esempio, Bianca, cos'è per te la rabbia? Cosa ti fa arrabbiare? Una cosa semplice. Il disordine, ok. Same. Stessa cosa per me, il disordine mi fa arrabbiare un sacco. Giulia, cos'è per te la rabbia? Cosa ti fa rimanere proprio arrabbiata? Che può essere qualcosa legato alla scuola, alla casa, al papà rubigno,
Le verifiche. Ok, credo che alcune persone qua potranno concordare con te che le verifiche sono qualcosa che fanno molto arrabbiare, vero? Soprattutto se sono anche all'ultimo momento, no? Magari non si è studiato e magari si prende anche un brutto voto, no? No, scherzando. Beatrice, cosa ti fa arrabbiare? Credo che anche qui possiamo dire sì, stessa cosa. Di solito le persone che ci fanno arrabbiare sono sempre quelle più vicine a noi, no? Che facciamo sempre, ci parliamo sempre, no? Molte volte sono quelle le persone che ci fanno più arrabbiare. Oggi, come ho detto, parleremo della rabbia. E piccola premessa, non è sbagliato avere rabbia, ma l'importante è non farsi trasportare da essa. Sono sicura che molte volte è successo sono successi dei fatti nella nostra vita in cui una persona ha fatto questa minima cosa e quella minima cosa per noi ci è crollato il mondo, noi riuscivamo a andare avanti con la giornata senza pensare a quella cosa, tipo cavolo, quella persona mi ha fatto questo torto, oppure quella persona ha deciso di fare questo piuttosto che quell'altro. E sono sicura anche che molte volte invece di parlare con quella persona noi ci teniamo tutto quanto dentro, no? Noi possiamo passare il resto della nostra vita, oppure meglio dai, qualche anno, e noi continuiamo a pensare a quella cosa, ma quella cosa cavolo mi ha fatto veramente male, mi ha fatto veramente male. Molte volte è capitato anche all'interno della Chiesa, sono sicura. Alzi la mano chi non si è mai arrabbiato con un leader, con un fratello, con chi non si è mai arrabbiato. Adesso alzi la mano chi si è già arrabbiato con un leader, con un fratello, con un pastore. Guarda che dopo riferisco tutto quanto a Caio, non vorrei dire. Il bello è che molte volte noi pensiamo che le persone siano com'è che si chiama? Che abbiano il potere di scavare nelle nostre menti e capire, ah ok, quella persona è arrabbiata. La rabbia quando è troppa, molte volte tende a corroderci, a corrodere la nostra anima, a prendere parte del nostro tempo. E lì quel tipo di rabbia inizia a diventare molto pesante, inizia ad essere qualcosa che noi dobbiamo risolvere. La rabbia è un sentimento. Dio ci ha dato questa rabbia, quindi non è una cosa sbagliata avere rabbia, è una cosa che ci fa male, è una cosa estremamente tossica quando inizia a prendere, come ho detto prima, parte del nostro tempo, quando noi passiamo tutta quanta la giornata a pensare a quella rabbia, a meditare su quella rabbia, a pensare cavolo, io sono tanto arrabbiata con quella persona, sono tanto arrabbiata con quella persona. E facciamo così invece di andare direttamente da quella persona a risolvere il problema. Come ho detto prima, molte volte si pensa che le persone siano dei geni della lampada, no, meglio siano degli indovini, e che noi, senza che ci sia bisogno che noi diciamo a quella persona sa già che noi siamo arrabbiati con lei, ovvio. Ma immaginatevi questo scenario. Monique, sei molto arrabbiata con quella persona? Sì. Cosa hai fatto per dimostrare a quella persona che sei molto arrabbiata? L'ho ignorata. Ovvio, o no? Non è molte volte questo che facciamo? Non è molte volte questo che facciamo? Oh, grazie, un applauso a tutti quanti voi che avete detto sì. Grazie. Molte volte noi facciamo questo invece di andare direttamente dalla persona, no? Noi pensiamo, sì, ma non le ho parlato, ovvio. Cioè, prima le dicevo buongiorno, non le ho dato il buongiorno. Cioè, più di questo cosa potevo fare? Niente. Per risolvere la rabbia, per risolvere conflitti,
attenzione, perché questa cosa vi sconvolgerà la vita. Per risolvere dei conflitti con le persone bisogna parlare con le persone. Wow, mind blowing. Ok, adesso andando avanti, togliendo la parte scherzosa, la rabbia non espressa diventa rancore e il rancore divide i legami, il rancore spezza i legami, il rancore diventa un qualcosa che noi ci portiamo dentro e ci fa molto, molto male. Il rancore, andando avanti, possiamo avere... Quante volte vi è capitato di avere così tanto rancore, così tanta rabbia da avere addirittura mal di testa? Cioè, oddio, se si parla di quella persona, di quello che mi ha fatto, mi viene addirittura il mal di testa, cioè non ce la posso fare. Molte volte è così che funziona, no? Andando avanti. Quindi cosa bisogna fare? Parlare e non sparlare. Adesso noi divideremo in 3 punti, no? Io vi ho appena detto che bisogna parlare per risolvere i conflitti che abbiamo con le persone, per risolvere la rabbia che noi abbiamo dentro il nostro cuore, noi dobbiamo parlare con le persone. Ho detto prima, la rabbia non espressa diventa rancore e il rancore spezza i legami. E vi dirò di più. Noi sappiamo benissimo che il diavolo non vede l'ora di utilizzare la tua rabbia per spezzare i tuoi legami. E io sono quasi sicura che ogni persona qui ha un ricordo di questa cosa che è successa nella propria vita. Il diavolo non vede l'ora di prendere il tuo sentimento, questo tuo sentimento di rabbia molto prepotente, e far sì che un amico addirittura, un'amicizia, si divida. Parlare e non sparlare. Molte volte, prima di andare dalla persona che ci ha ferito, andiamo da 30 persone, ascoltiamo 30 opinioni diverse, ci sfoghiamo 30 volte e alla fine decidiamo di andare con quella persona e ci mettiamo 5 minuti a risolvere. Ma questa persona mi ha fatto un torto molto grave. Io ho sentito questa persona sparlare di me. Cavolo, sono arrabbiata. Cosa faccio? Ok, vado a sfogarmi con uno. Questa persona mi dice di fare così. Ok. Passa un tempo, no, continua ad essere arrabbiata. Vado da un'altra persona e così via per, 30 persone. Quelle 30 persone si saranno fatte un'idea, molto probabilmente, di quella persona. Tu nel frattempo avrai finalmente deciso di andare da quella persona, ci metterai una mezz'oretta, se proprio la vogliamo tirar lunga, avrete già risolto con quella persona e nel frattempo la notizia molto probabilmente sarà girata tipo telefono senza fili. Avete presente il gioco telefono senza fili? Io mi sono immaginata questa cosa, no? Poniamo caso che si dica questa frase: a Caio piace il blu. Passano i giorni, passano queste 30 persone e dopo questa cosa diventa: Caio si vuole tingere i capelli di blu. Un pastore che si vuole tingere i capelli. Pazzo. Questo per dire che il telefono senza fili viene giocato dalle persone molte volte per capire cosa succede veramente nella realtà dei giorni d'oggi. Una notizia inizia, dà probabilmente un cuore spezzato, un cuore che ha bisogno soltanto di sfogarsi. Questo cuore si sfoga, questa notizia inizia a girare. Era una cosa e finisce un'altra. Parlare, non sparlare e per concludere perdonare. Molte volte ci troveremo davanti a situazioni che ci mettono davanti a situazioni in cui possiamo o perdonare
o vivere per sempre con amarezza nel cuore, continuando a parlare con quelle famose 30 persone in loop. Noi andiamo da quella persona che ci ha fatto un torto per fare cosa? Perdonare, no? Risolvere. È questo che siamo andati a fare. Noi possiamo continuare, arrivare a questo punto, continuare a sì, ok, ma io ho parlato già con quella persona, ma quella persona mi ha fatto questo, quella persona mi ha fatto quell'altro, cioè quella volta in cui abbiamo parlato non le ho detto proprio tutto, avrei detto questo invece che quell'altro, manca qualcosa. E quel sentimento continua a lavorare, continua a corroderti nell'anima, il mal di testa inizia, diventa sempre più forte, prende questo rancore che era rabbia, prende parte del nostro tempo e a fine settimana arriviamo che non riusciamo nemmeno a guardare questa persona negli occhi. Molte volte Dio ci mette davanti a delle persone che dobbiamo perdonare. Nella mia vita io ho sempre pensato di essere una persona che perdona tutti, che ha molta facilità a perdonare tutti. Testimonianza, se tu pensi di essere bravissimo a fare qualcosa, Dio ti tenterà in quella cosa. Ci sono passata, se non ci sei passato tu, prima o poi succederà. E perché Dio lo fa? Perché vuole che tu cresca. È facile perdonare qualcuno che è facilmente perdonabile, no? Facile amare qualcuno che è facilmente amabile. Dio vuole che noi cresciamo e ci mette davanti a questi pensieri tipo la rabbia, il rancore, il dover perdonare qualcuno che è molto difficile da perdonare. Ma Dio lo fa perché ci ama e perché Lui vuole che ricordiamo quella frase famosa che io ti ho amato talmente tanto che sono morto nella croce, ho perdonato i tuoi peccati, così come io ho perdonato i tuoi peccati, tu devi perdonare quel torto che ti ha fatto quel tuo fratello. Anche se fa molto, molto, molto male. Anche se tu ti stai portando questo rancore da anni e anni e anni, anche se tu hai un cuore ferito, hai delle aspettative fallite, se si possiamo dire così, tu ti aspettavi qualcosa da quella persona e quella persona ha fatto l'incontrario. Nonostante tutto questo, Dio ti chiama a perdonare, Dio ci chiama a perdonare. E io in questo momento, dopo questa piccola parola, se sei stato molto distratto, diciamo, voglio che tu esca da questa stanza con questa frase, che riassume un po' tutto quello che abbiamo parlato, no? Parlando di rabbia, noi dobbiamo parlare, non sparlare e perdonare. E perdonare, quando si parla di rabbia, è una delle cose più difficili che noi possiamo fare. Parlo sempre per esperienza. In questo momento voglio invitarti a chiudere i tuoi occhi, a parlare con il Signore. E voglio invitare già il gruppo di lode che venga qua. Chiudi i tuoi occhi e parla con il Signore. Signore, questo sentimento di rabbia, di rancore verso questa persona, Padre, tu sai esattamente cosa sto passando. Io non vorrei passare per tutto questo, Padre. Io vorrei semplicemente che questa cosa non fosse mai successa, che questa persona mi avesse dato ascolto magari, che questa persona non avesse fatto A invece che B. Io, Padre, ti chiedo di darmi la forza per affrontare tutto questo, Padre. Ti chiedo di darmi forza per andare da questa persona, chiedere scusa e non avere orgoglio, Padre. Ti chiedo che tutto quello che Satana voleva spezzare, Padre, che non sia spezzato. Padre, io prego per tutte le persone che sono qua, se c'è qualcuno che
ha passato per questa rabbia profonda per qualcuno, oppure per qualcosa, oppure per una situazione. Ti chiedo, Padre, che possa mettere questo sentimento davanti a te, Padre, che questa rabbia, Padre, che questo risentimento, che tutte queste emozioni che corrodono l'anima, Padre, non prendano sopravvento, Padre, ma che queste persone, Padre, possano essere risanate tramite te, tramite la tua parola, Padre. E ti chiedo che Satana non possa spezzare altri legami, Padre. Padre, io ti chiedo in tutto questo, Padre, perché faccia effetto, non perché rimanga una parola detta, ma che possa essere applicabile in tutti i giorni, Padre. Padre, che le persone che hanno ascoltato, Padre, possano ricordarsi di queste parole e di portarle, Padre, nella loro vita quotidiana, che loro possano uscire da questa stanza, Padre, con un segno, che possano uscire da questa stanza, Padre, che tu li abbia toccati, che dove tu passi, Padre, lasci qualcosa. Non passi tanto per passare, Padre, ma tu passi per cambiare le vite delle persone, Padre. E noi sappiamo che se qualcuno si mette a tua disposizione, tu farai grandi cose nella sua vita, Padre. E io prego per questo, per tutti questi giovani qua, per tutte queste persone che ci sono qua, Padre. Ti chiedo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ok, alziamoci in piedi, che adesso è il nostro momento di decime e offerte, e dichiariamo che il nostro Signore è santo, santo, solamente Lui è degno di ricevere. Ogni cosa che abbiamo appartiene al Signore. Amen? Cantiamo! Santo, 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 santo è il Signore, Dio potente, Dio di ogni onore, Dio di ogni gloria, di ricevere la parola. Santo! Santo, 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 santo è il Signore, Dio potente, Dio di ogni onore, Dio di ogni gloria, di ricevere la parola. Lodiamo! Loda, loda esalta il Signore. Loda, il suo nome per sempre. Loda, loda esalta il Signore. Loda, il suo nome per sempre. Amen. Amen. Signore Padre, noi ti vogliamo ringraziare per queste decime, queste offerte. Noi le dedichiamo a te. Tu sei degno, Signore, di ricevere l'onore, la gloria. Qualsiasi cosa che noi abbiamo appartiene solamente a te, Padre. Niente ci appartiene. Tu sei il nostro creatore. Tu sei colui, Signore, che ci ha dato, Signore. Ogni cosa è tua. Ti ringraziamo nel tuo nome. Amen. Adesso ci saranno gli avvisi, Giada. Buonasera a tutti, chiedo ancora qualche minuto della vostra attenzione. Aveva ragione Monique, si vedono solo delle sagome di persone, fa un po' paura vedervi.
Ema, vai pure. Allora, ricordo il nostro incontro di preghiera online su Discord alle ore 21 ogni giovedì. Mi raccomando, ragazzi, è importante questo momento in cui possiamo liberamente pregare uno per l'altro per le proprie richieste personali. E sempre come solito, i nostri incontri del sabato alle ore 19. Ehi, fermo, ritorna. Il prossimo argomento che tratteremo è l'ansia. È importante che ognuno di noi ci sia. Prego. Ricordo il nostro incontro e corso di teologia. Questo martedì l'abbiamo fatto a Treviso, quindi fra 15 giorni ce ne sarà un altro a Treviso. E sabato prossimo avremo questo studio di base biblica. Per qualsiasi informazione potete chiedere a Pastore Caio. Sarà per giovani e adolescenti e in caso se non riuscite a partecipare c'è quello di domenica prossimo. Fra un paio di giovedì ci sarà questa classe di studio assistito che gestirà Giorgia per chiunque faccia scuola media e superiore, se è interessato può parlare a lei. A posto così, grazie mille per l'attenzione e possiamo dividerci nei nostri gruppi.